Siamo in collegamento con il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miato. Buongiorno sindaco. Buongiorno ascoltatori. Con lei sindaco parleremo dell'emergenza coronavirus nella sua città, ma direi in tutta l'Italia. I vittoriesi come hanno vissuto queste settimane e lei si sarebbe mai immaginato di vivere una situazione così drammatica? No, è stato un fulmine a ciel sereno, quello che ci ha colpiti, ma che ha colpito tutti, non Vittorio Veneto in modo particolare. Dei miei cittadini posso soltanto dire bene, nel senso che la quasi totalità, se non la totalità, si sono comportati secondo le indicazioni che erano state impartite sia dall'alto che da noi come amministrazione. Infatti le amministrazioni sono state guidate un pochettino nel loro operare e poi ognuno ha messo anche del suo. Abbiamo lavorato di fino nel tempo, ma la situazione direi che è in tutta sicurezza, oggi gestita in tutta sicurezza. Adesso la priorità in questi giorni è ancora quella sanitaria, ma presto l'emergenza vera sarà quella occupazionale, sarà quella economica. Lei è preoccupato per le imprese del suo comune? Sono preoccupato sì perché è una zona industriale che condivido con Conegliano e che è la più grossa della provincia. Molte attività hanno potuto continuare, alcune altre no. Tutti hanno fatto le pulizie in casa, naturalmente, tutti hanno aggiustato i meccanismi produttivi e hanno cercato di essere pronti per la ripartenza. Lo stesso facciamo noi anche come amministrazione, cioè predisponiamo tutto quello che servirà dopo quando ci tornerà il personale e saremo di nuovo operativi a tutti gli effetti. È chiaro che il danno non è stato di poco conto e i conti si fanno alla fine. Speriamo duri pure a poco. Ci sono tante persone che in questo momento vivono delle situazioni difficili, tante persone bisognose, per questo lo Stato ha individuato la misura dei buoni spesa. Ecco, qual è la somma che è stata stanziata per Vittorio Veneto e come assegnerete questi buoni spesa ai cittadini? Noi abbiamo anche completato tutto quanto il percorso, nel senso che Vittorio Veneto ha avuto in base ai parametri che ha considerato lo Stato 149 mila euro destinati a questo fine. Noi abbiamo declinato così il meccanismo, abbiamo creato una produzione interna di buoni da tutti da 30 euro e da assegnarsi in base, per step, in base al numero dei componenti familiari, tenendo in buon conto i numeri elevati di componenti, presupponendo che fossero bambini, e quindi abbiamo premiato soprattutto i numeri alti, senza dimenticarci di essere sufficientemente dotati anche per i bassi. Abbiamo creato una serie di 6 criteri per poter accedere a questi buoni. Abbiamo già fatto tutti gli elenchi elaborati, fra l'altro per quartiere, per via, per numero civico, e questi sono stati già, si è già cominciato a distribuirli, quindi siamo stati molto veloci. Di questo ringrazio naturalmente i miei uffici, specialmente il sociale, dove tutte le figure lì impiegate stanno lavorando allo spasimo per tenere botta a questo fenomeno. Ecco, un'altra emergenza, un altro blocco significativo è quello dei cantieri. Quali sono le opere pubbliche principali che sono ferme ormai da settimane a Vittorio Veneto e come pensate di ripartire poi? Ma di cose grosse non è che ce ne fossero state, se non nella fase prodromica, progettuale o di edizione di bandi, eccetera. Quella parte amministrativo-burocratica l'abbiamo portata avanti e siamo pronti in partenza con i lavori in zona industriale del futuro sottopasso della ferrovia. Dobbiamo cercare di farlo velocemente proprio perché per poterlo fare nel momento in cui i treni non transitano. E per il resto è chiaro, asfaltature che erano in programma, altre cosine sono ferme, però abbiamo avuto modo anche di completare
del tutto la parte burocratico-amministrativa che precede questi lavori, quindi partiremo più tranquilli quando sarà il momento, speriamo anche questo qua a breve. In chiusura di intervista invece le volevo chiedere dell'argomento della cultura nella sua città. C'è stato il mancato rinnovo della convenzione con Fondazione Cassamarca per il Teatro da Ponte di Vittorio Veneto. In merito a questo tema, cosa si sente di dire ai suoi cittadini e rassicurare tutte le associazioni che adesso sono in difficoltà e che vivono di cultura nell'Alta Marca Trevigiana e nel suo comune? Il poter fruire liberamente di un teatro come il Da Ponte di Vittorio Veneto è un lusso che abbiamo potuto permetterci per tanti anni. Viste tante ristrettezze che ci sono oggi, è chiaro che la cosa avrebbe un limite economico anche nel poterselo permettere. Io confido che alla fin fine si arrivi a chiudere una nuova pattuizione con Fondazione in modo tale da poter continuare ad usarlo. Dei primi contatti avuti quest'anno in cui c'era il cambio di regime, la cifra che ci veniva chiesta era un po' troppo elevata per noi. Abbiamo soluzioni B, abbiamo soluzioni C, però ci dispiace mollare questa opportunità di quella struttura. Naturalmente le cose poi, gli inizi delle trattative sono finiti subito causa coronavirus, anche quelle, i teatri oggi non si possono usare e quindi non so quando lo si potrà fare e quindi non c'è più l'urgenza di chiudere una qualche pattuizione. Verrà ripresa e io mi auguro che una soluzione finale più che accettabile per la città la si possa raggiungere. Al momento è una interlocuzione interrotta.